Allora, preferiamo fare la seconda parte subito, che è un attimo più corta, in un certo senso, molto più, un po' ristretta, perché comunque è un argomento molto importante che si collega perfettamente, come vi avevo anticipato all'inizio, al nostro essere scout, e si collega con il discorso che abbiamo fatto fino adesso. Perché noi stiamo analizzando partendo da ieri per arrivare all'oggi. Noi abbiamo un articolo importante nella nostra legge, che è l'articolo 4. Chi se lo ricorda? Adesso mi interrogo. Ce l'avete davanti, magari se lo leggete insieme, non è una brutta cosa, Non è 4. Brava Chiara. Va bene, è un nostro articolo scout, della legge scout, perciò da qui partiamo e facciamo un'altra analisi su quello che è l'oggi legato allo scoutismo. Grazie. E poi proseguiremo con l'interazione tra il pubblico e la relatrice. Grazie. Allora, qui sono stata una grazia obbediente a Vania, soprattutto a Vania, che me l'ha chiesto, perché in vista di oggi io le avevo mandato un po' di materiali vari e rispetto all'aggancio con lo scoutismo mi era venuto in mente che avevo scritto questo articolo per il quaderno di strade aperte nel Paleolitico o meglio quando c'era Riccardo della Rocca, che era molto amico della nostra comunità, e mi aveva chiesto ogni tanto di scrivere su quaderni di strade aperte. Avevo fatto un commento quando c'era stato un quaderno sulla catechesi, sulle icone delle discepole e dei discepoli di Gesù, e poi questo, avevano fatto dei numeri sulla legge scout e ognuno commentava e mi ero scelta questo, e quindi l'ho mandato a Vania e mi ha detto ma questo va bene per il nostro convegno, e quando l'ho riletto mi sono accorta che, quindi siccome risale nel 2012, che molte delle cose che vi ho detto oggi non sono delle novità, le pensavo già allora. Quindi vi chiedo scusa se alcune di queste frasi, teniamo lo schema, poi hanno preparato delle copie, per me è stata l'occasione per affrontare anche alcune problematiche, alcuni aspetti che secondo me riguardavano lo scoutismo adulto, soprattutto con riferimento anche all'essere donne e all'essere uomini all'interno dello scoutismo adulto, a partire da questo nostro bellissimo articolo. Ci sono delle piccole premesse che mi piace leggere con voi, anche se poi dirò qualcosa a voce, perché per me è stata, quando lo scrissi e adesso rileggendolo, una vera scoperta della profezia e della lungimiranza anche di Baden-Powell, di cui ogni tanto ci dimentichiamo, ma che su alcune cose si rivela più in sintonia con le provocazioni di questa mattina rispetto alla realizzazione che noi stessi abbiamo fatto nel corso degli anni. Allora, questo articolo di legge è una sfida perché mette insieme la legge, quindi una norma, un articolo, però questo un po' tutto riguarda tutta la legge scout, ma con parole come amicizia, fraternità o sororità, addirittura amore, perché sappiamo che il meccanismo che sta sotto relazioni di amicizia e di fratellanza, soprattutto per noi che umilmente cerchiamo di continuare ad amare il Vangelo e a testimoniarlo, è tutto fondato sull'amore. Quindi sembrano categorie incompatibili con delle norme.
E qui mi è piaciuto tantissimo questa citazione di Baden-Powell che scriveva, e che a me sembrava importante oggi richiamarcela insieme: mio caro, non hai mai compreso il nocciolo dello scautismo. Sappiamo che Baden non era tenero, no? Cioè prendeva delle posizioni anche forti. Noi siamo un movimento e non un'organizzazione, però un movimento Masci, perfetto. Lavoriamo tramite l'amore e le norme giuridiche. Ecco dove differiamo da tanti altri sistemi. Quindi amore e legge. Sembra un connubio impossibile, un paradosso, uno scandalo che ha attraversato tutte le nostre civiltà, ha solcato le guerre, i conflitti. Pensate oggi cosa significa la sfida di mettere insieme l'amore, la fratellanza e il diritto internazionale. Cosa significa mettere insieme la fratellanza, l'amare i fratelli e le sorelle nel tempo dei conflitti e della violazione persino del diritto bellico. Voi sapete che il diritto bellico è il nome del diritto umanitario, cioè sono quelle regole, quelle norme, parliamo di legge, che ci siamo dati durante la guerra, come ci si comporta in bello nella guerra. Non bisogna bombardare gli ospedali, bisogna evitare di uccidere i civili, bisogna assistere le persone che muoiono, tutto violato. Che sfida abbiamo come persone umane e come scout. La provocazione dell'amore e della legge. Qui, come vedete già qua in questo pezzo, parlavo di queste società di cui vi ho accennato prima. Amore o legge? Qui ci sembra, se voi pensate alle nostre vite, vi verrebbe in mente di mettere insieme il diritto penale che punisce la violenza con l'amore? No, sembrano due concetti incompatibili. Eppure la sfida è quella di mettere insieme questa vocazione dell'umanità all'amarsi con le contraddizioni e il buio del nostro tempo. Poi avrete modo di leggerlo, perché verrà distribuito. Per me è uno spunto, perché voglio anche essere più breve. Quindi solo una pagina e chiudi? Sì. Niente, lo leggerete, quando me lo daranno io vado avanti qua. Quindi questa sfida, pensiamo, quando io dico amore o legge, pensiamo cos'è stato il Sinai, cos'è stato il Decalogo. Quando Mosè sale sul monte e gli viene data una legge, la legge del Decalogo, tutto il Decalogo, tutto impostato sulla relazione tra fratelli e sorelle. Il Decalogo diventa la Costituzione del popolo di Israele e lo strumento per modificare le relazioni, persino le relazioni uomo-donna. Pensiamo che nel Decalogo, soprattutto nella versione del Deuteronomio, ma non importa, andiamo avanti tranquilli. E dicevo che nel Deuteronomio addirittura si dice non desiderare la donna d'altri staccandola dalle cose, la roba d'altri, la donna viene staccata, quindi c'è già persino lì questo tentativo di rispetto. Tanto è vero che nei Salmi si dice la legge è delizia nel mio palato, la legge è iscritta nel mio cuore, la legge è la mia grazia. Noi ci immaginiamo noi oggi mettere insieme una legge come delizia nel mio palato?
Pensate alla legge sull'autonomia differenziata, non certo è delizia al palato. Questo lo dico perché quando parliamo della legge Scout sono delle norme, come dice il padre, ma sono delle norme che vanno ad incidere nel nostro cuore e che quindi creano questo legame con la legge. Anzi, per noi cristiani l'amore è legge. Nel testo c'era e senza accento, o è, perché sappiamo bene quello che ci dice Gesù, che nessuno ha un amore più grande di quello di dare la vita per i propri amici, e quando lui, nella vera grande novità dell'annuncio evangelico, perché Gesù riprende moltissimo del Primo Testamento, che amerai il prossimo tuo come te stesso, è tutto contenuto nel Pentateuco e nei profeti. Invece Gesù inserisce quella questione che riguarda il nostro articolo di legge, tutte le nostre vite. Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico, ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori. L'unico comandamento dal quale può sgorgare un riconoscimento di esistenza in vita eterna è questo: vi do un comandamento nuovo, che vi amate gli uni gli altri come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni e gli altri. Lo scout è amico di tutti e fratello di ogni altra guida scout. Baden-Powell, l'uomo del suo tempo, ovviamente radicato in quel momento storico, imbevuto di tutte le tradizioni giuridiche anche dell'ordinamento inglese, noi sappiamo la sua origine, anche l'aspetto militare, eccetera, ma lui è innestato in maniera libera e forte anche nella tradizione cristiana, per cui arriva a dire che anche dal punto di vista della sua utopia educativa, che appunto questo amore diventa il nocciolo dello scautismo, come vi ho letto sopra, l'amore e la norma. Quindi questo articolo diventa per noi una grossa provocazione. Che cosa significa? Che nella nostra legge scout c'è una norma che ci impone, perché uso questo termine, è logico che possiamo obbedire o non obbedire alle leggi, in particolare alle leggi scout, ma ogni legge, ogni norma è un'imposizione, un comandamento. E questo comandamento ci impone di amare, ci impone di essere fratello e sorella, ci impone di regolare, di normare l'amicizia, l'amore, il legame fraterno. Sempre collegandoci con il Vangelo, Gesù ci dice: non vi chiamo più servi, ma vi chiamo amici. Quindi addirittura, qui vediamo i legami familiari, dice: chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? Gira lo sguardo su quelli che gli stanno intorno e dice: ecco mia madre e i miei fratelli, chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre. È bellissima questa cosa, perché in queste relazioni che lui descrive dice fratello, sorella e madre, non dice sposo, non dice marito, non dice moglie, non dice padre, perché il padre è il suo che è nei cieli. E quindi c'è questa dimensione che ci riguarda anche con questo articolo. Quindi mentre tutti gli altri articoli della legge introducono anche delle azioni, meritare fiducia, il servizio, tutta una serie di comportamenti anche dell'essere e del fare,
sempre Baden-Powell dice: la legge scout in ognuno dei suoi articoli dice lo scout è, oppure lo scout fa. Varie autorità, questo è del 1916 questo intervento, si sono fatte avanti per migliorare la legge scout e non comprendono l'importanza di questa forma. Una serie dello scout non è e non fa. Il divieto, naturalmente, l'aspetto caratteristico e la parola d'ordine di un sistema repressivo. Non è, non fa, il negativo. Io dico è, fa, ama, è amico, è fratello, è sorella. Quindi è una specie, io l'ho descritta così, mi è sembrata una specie di profezia, ancora tutta da scoprire, una rivelazione ancora tutta da svelare. La stessa che Paolo, nella lettera ai Romani, dice: la terra soffre e geme come nelle doglie del parto nell'attesa della rivelazione dei figli, e ancor più oggi dovrebbe essere in attesa della rivelazione delle figlie. Perché faccio questo riferimento alle figlie? Perché questo è uno dei punti che si collega con la relazione precedente, nel senso che una delle grandi intuizioni dello scautismo nell'epoca in cui non c'era ancora stata in pieno quella rivoluzione, è stato il buddismo. Pensiamoci, che grande intuizione. Perché ai tempi di Baden-Powell non c'era la parola sororità, non si pensava di avvicinare alla parola fraternità la parola sororità, tantomeno sorellanza. Anche adesso è un po' come il femminismo, si fa fatica, no? Dire sorellanza, sororità. Eppure lì ci fu questa intuizione e secondo me non abbiamo ancora approfondito abbastanza, grazie, come donne adulte scout, uomini adulti scout, men che meno nella Gesci, l'importanza di questa rivoluzione, l'importanza di andare oltre quello che abbiamo visto stamattina, la parità giuridica, ma rileggere la realtà con sguardi differenti. E quindi, poi lo leggerete nel documento, basta rileggere alcune frasi originarie. Sempre Baden diceva: il valore di una donna in gamba al mondo è più alto che mai, non solo come compagna dell'uomo, ma anche come consigliera, e con uno spirito controcorrente rispetto al suo tempo fece una discussione in polemica con lo scautismo americano. Ce l'abbiamo sempre tra i piedi, non so. Scusate, che aveva scelto il termine Girl Scouts, esploratrici per lo scautismo femminile. Baden scrive nel 1921: oggi le donne si sono conquistate negli affari del mondo una parte maggiore
rispetto al passato. Tale evoluzione, oltre a essere nuova per loro, è un vantaggio palpabile per il progresso umano e anche per gli uomini. No, la grazia della femminista. Il termine guidare sembra riassumere in una parola l'alta missione della donna. Attenzione, non dice solo come madre e come moglie, ma soprattutto come cittadina. 1921. Il nome guida è quindi il migliore che possa essere dato ad una ragazza. Cioè siete veramente incredibili. Cioè io vi guardavo male perché mi disturbavate, invece voi stavate lavorando. Qua, molto cittadina. Quindi il nome guida è quindi il migliore che possa essere dato ad una ragazza, quale atto richiama l'ideale cui essa si sta preparando. Questo valore, vedete che anche in questa parte provoco, sarebbe perduto e lo scopo svilito se si usasse il termine scout. Ciò significherebbe niente di più che l'imitazione del movimento dei ragazzi senza uno scopo, un'idea ulteriore, e inviterebbe le ragazze a seguire un modello altrui piuttosto che assumerne uno loro proprio, ad indebolire la loro posizione anziché rafforzarla come la vita moderna richiede. 1921. C'è qualche punto? Vado giù. Devo andare giù. Non c'è la pagina così. Basta, via. Adesso decido di andare avanti così perché sennò ci distraiamo troppo. Tanto poi ce l'avrete, non c'è problema. Allora, andiamo avanti. Quindi, come sappiamo, lo scautismo adulto poi ha deciso di optare per una dizione onnicomprensiva, declinando a volte la duplice appartenenza con un'ottima sintesi. Io mi riferivo al nostro patto comunitario che diceva siamo uomini e donne. Siamo donne e uomini provenienti da strade ed esperienze diverse, donne e uomini, ma uniti dalla convinzione che lo scautismo è una strada di libertà, eccetera, eccetera. Però anche noi rischiamo di correre appunto un po' il pericolo di perderci, come penso, nel mare delle buone intenzioni. Qui apro una parentesi che non ho scritto, che mi è venuta in mente stanotte. Io sono vecchia abbastanza da aver fatto l'AGI e avevo partecipato con la mia capa, io abitavo a Lucca in quel periodo, Lucca primo, avevamo partecipato a Firenze ad un incontro in cui si discuteva se dovevamo metterci insieme a fare la GESCI, e il dibattito era incentrato proprio con questa divisione in cui si diceva no, stiamo tutti insieme perché siamo uguali, non dobbiamo fare le differenze, e altri dicevano no, perché perdiamo la nostra differenza, quelle che erano contrarie, le guide che erano contrarie, e dicevano finiamo poi per omologarci al modello maschile di scautismo. Questo è successo negli anni 70. Io non so come siete messi adesso, ma mi ricordo che c'era stata anche tutta la discussione invece come nasci sul tema della diarchia. Vedo che fate così con la testa. Cioè tutte tematiche, come vedete, le mie provocazioni di prima sembravano astruse, invece attraversano anche noi, anche il nostro movimento, anche il nostro scautismo. E quindi perché queste mie frasi non sembrano una digressione, a me sembra importante averle evidenziate proprio perché questo articolo
mette in relazione la fraternità con l'essere guida e scout. Cosa vuol dire fratelli? Sembra una cosa normale, ma noi sappiamo la differenza che c'è tra essere la sorella di una sorella, la sorella di un fratello, ed essere fratello di una sorella e fratello di un fratello. Non è un gioco di parole, sono le nostre vite. O cosa significa essere figli unici o figlia unica. Sono piccole differenze, ma che hanno intessuto e intessono le nostre vite. Quindi cosa significa essere, come dice il nostro articolo, essere fratello di ogni altra guida e scout? Ma c'è un'altra sottolineatura: amici di tutti, vabbè, qui usiamo il plurale neutro maschile, ma che diventa onnicomprensivo, e fratelli di ogni guida e scout. Che differenza c'è? L'amicizia per tutti, quindi extra scoutismo, e la fratellanza e la sororità tra gli scout. Vuol dire che c'è una differenza nel coniugare l'amore e la legge dentro e fuori lo scoutismo. Cosa significa questo? Cosa significa nelle nostre relazioni? Cosa significa, e devo correre, tanto lo leggeranno, cosa significa essere amico di tutti? Significa, anche perché, scusate, la fraternità è un concetto che anche nella politica, pensiamo alla rivoluzione francese, no? Liberté, égalité e fraternité. La fraternità si è persa un po' per strada, nel diritto, nelle leggi, diciamo, civili, però per esempio ci sono dei costituzionalisti che studiano come nella Costituzione italiana, anche se non è esplicito, c'è un riferimento al principio di fraternità, degli studi interessanti, oppure nel diritto internazionale basta vedere la Dichiarazione universale dei diritti umani che spinge alla creazione di una fratellanza. Addirittura nel preambolo si dice basta guerre, usa questo termine, il bagno di sangue delle guerre del Novecento ci spinge a dire mai più la guerra. Non solo, ma costruiamo una società fraterna. Legge, non sto facendo teologia, legge internazionale, Costituzione italiana. Ma l'amicizia è difficile metterla in una legge, la mettiamo noi scout. E questa è, quindi abbiamo la doppia responsabilità, perché abbiamo parlato stamattina di responsabilità, di essere amici di tutti e fratelli e sorelle tra di noi. Cosa significa essere sorelle tra di noi e fare una promessa? Significa costruire delle comunità adulte in cui il principio di fraternità si concretizza nelle relazioni. Questo è il principio astratto, però siccome mi avete detto di parlare anche della famiglia, dei legami familiari, nel mio testo faccio una provocazione anche rispetto alle nostre comunità. Lo dicevamo prima, magari anche nell'intervallo, mettendolo insieme a quello che ho detto prima. Qua le relazioni uomo-donna ferite, senza arrivare alla violenza estrema, ma al disagio, alla crisi di coppia, secondo noi attraversano o non attraversano le nostre comunità? Attraversano o non attraversano il movimento adulti scout? E qui c'è un problema, che il nostro tendere a rispettare la legge e ad essere bravi e brave spinge, questa è la mia idea, potete crocifiggermi, spinge le comunità ad una sana competizione nel rispetto della legge, nell'essere testimoni di un amore fedele, nell'essere testimoni di famiglie che riescono a superare le difficoltà, nell'essere genitori magari di una progenie numerosa di
figlie e figli scout. Ma che succede se qualcuno o qualcuna di noi vive una situazione di disagio all'interno della comunità? Ce ne accorgiamo? La persona si sente talmente non all'altezza che se ne va? Che cosa salva l'amicizia? Perché io non, forse, se sono una donna in difficoltà, facciamo un caso, se per superare i problemi mi sono dedicata all'alcol, secondo voi una scout riesce a dire in comunità: quando sono triste bevo? Lo può fare con un'amica, lo può fare con una sorella, lo può fare all'interno di un luogo in cui il tendere alla perfezione non diventa esclusione. E io questo ci credo tantissimo. Il problema è che non abbiamo spesso il coraggio di analizzare, quando ci sono le uscite dalla comunità. Chiarisco che io me ne sono andata non perché mi trovavo in una situazione di disagio, perché la comunità di Como mi sono sempre trovata bene, ma perché avevo degli impegni a livello nazionale e non riuscivo a stare dietro tutto. Ma però c'è questo grande problema che secondo me dobbiamo affrontare, ed è proprio dentro la relazione uomini-donne. Se poi all'interno della comunità c'è, non dico una subalternità, però neanche una sottomissione, una dismissione del ruolo femminile, anche se c'è una magistra, non importa il ruolo, e in cui si fanno dei passi indietro, in cui magari c'è una personalità femminile molto forte, l'uomo a disagio si sente in difficoltà e si ritira, oppure quando c'è la coppia masci, tutti e due adulti, uno dei due non si trova più a proprio agio. Perché? Perché c'è una crisi di coppia, perché non va d'accordo col magister, perché la magistra gli sta sullo scatto. Scusate se arrivo a semplificare, ma la cura per le nostre relazioni va in questo senso. Quindi quando mi avete detto parlare dei legami familiari, non l'ho affrontato nella società, ma dentro lo scautismo adulto mi sembra importante parlare, perché se uno se ne va dalla comunità perché sta vivendo una crisi coniugale forte, oppure per motivi vari ci sono fenomeni di violenza all'interno della casa. Quando parlo di violenza non significa mettere necessariamente le mani addosso, ma significa perdere la pazienza, umiliare, stai zitta che non capisci niente, tu sei un fallito, e fa tutto l'elenco. Non siamo preservati da questo rischio perché abbiamo un fazzolettone. E quando questo succede e qualcuno ci lascia perché deve curare la nonna anziana, perché è diventato nonna, c'ha i nipotini, perché come Grazia-Viglia c'è un impegno nazionale, siamo sicuri? Cioè, quindi il curare anche l'essere dentro, l'essere fuori, dentro una comunità, in un movimento che ci piace, che ci riempie la nostra esistenza. Non è solo stare attenti quando si va in uscita di portare la jeep per quelli che hanno il bastone, che anche quello non sarebbe male, no? Quando si cresce non si possono più fare le uscite, arrampicarsi su fino ai monti, quelli che non ce la fanno stanno a casa uscita 1, stanno a casa uscita 2, si comincia a diminuire la partecipazione anche della natura, il rapporto con la natura, ma questa è un'altra cosa. Non basta questo, basta curare anche le relazioni. Altro punto, poi smetto, per esempio, il passato, perché il discorso del proselitismo, dello scautismo adulto. Allora, il passaggio a Gesci-Masci o il modello che noi offriamo, noi adulti, anche di vita di coppia
alle nuove generazioni. Se le nuove generazioni sono dentro nella GESCI, anche lì si aprirebbe un lungo capitolo su cosa succede in una comunità capi se due che stanno insieme, uno dei due si lascia e invece che stare con l'altro scout, la ragazza o il ragazzo vanno fuori campo. Non è sempre facile. Se ci si mettono poi le mamme, soprattutto le mamme, a dire come hai lasciato l'Eleonora che era una brava scout, ti sei messa con quella che, cioè, ripeto, non sto banalizzando, non voglio banalizzare, e questo succede ed è un po' il rischio dell'autoreferenzialità dello scoutismo, apriremo un lungo dibattito. E invece che modello noi offriamo a coppie che anche dentro lo scoutismo vivono relazioni di giovinezza e di adolescenza completamente diverse dalle nostre. Completamente diverse dalle nostre. Mi ci facciamo vedere che noi siamo una coppia, non che lo sto demonizzando, è una grazia di Dio essere fedeli, coppie di 30-40 anni insieme così. È un modello che può sembrare irraggiungibile se non lo decliniamo, se non facciamo vedere la nostra fragilità, se non diciamo per esempio che l'indissolubilità del nostro matrimonio non è solo la quotidianità dello scegliersi ogni giorno, ma è anche una grazia, un dono che a volte non c'è. E se non c'è, non è demonizzare, ma star vicini, ascoltare. L'amicizia si fonda principalmente sull'ascolto, come lo Shema di Israele, il decalogo, il patto, la legge dei nostri fratelli e sorelle del Primo Testamento e quello di Gesù si fondano sullo Shema. Ascolta Israele, ascolta. E io credo che non si possa rispettare questo articolo bellissimo, rivoluzionario. Pensate se la società e il mondo fosse organizzato sull'amicizia nei confronti di tutti, dove la fraternità nei confronti della guida e dello scout diventa lo strumento per imparare ad essere amici di tutti. Un passaggio. Io penso che la nostra società sarebbe completamente diversa e quindi arrivare a quel cambiamento sociale, ovviamente salto, che noi andiamo a cercare e che nei nostri patti scriviamo, quando noi diciamo ci impegniamo a praticare e a diffondere la cultura dell'accoglienza verso il diverso, verso lo straniero, verso chi cerca nel paese dignità e lavoro, chi si trova in difficoltà, cioè, pratichiamo questo articolo di legge, cioè anche l'accoglienza, anche la solidarietà sociale, anche le norme giuridiche dirette all'accoglienza sono dirette a costruire una fraternità e un'amicizia. Questo è il fondamento e lo scautismo ha la responsabilità di testimoniarlo e quindi tutti noi, donne, uomini, abbiamo questa responsabilità. Pensate cosa vorrebbe, e l'ultima cosa che voglio dire ai miei amici adulti scout di genere maschile, pensate cosa vorrebbe dire per la società immettere nella società degli uomini come la Ivana Ceresa, che era la fondatrice della sororità di Mantova, diceva che bisogna continuamente cercare alleanza e amicizia con gli uomini amorosi, con uomini disertori del patriarcato, con uomini adulti, scout, amici e fratelli. Avete in mano, noi ce lo stiamo già facendo, fatica da tanto tempo, voi avete in mano il futuro delle relazioni uomo-donna, come scout e come maschi. Prendere in mano il tema della violenza, prendere in mano il tema
della politica, insegna a noi ovviamente, e pensate a Cecchettini, il papà Cecchettini sta facendo una rivoluzione, lui va nelle scuole e racconta come amava sua figlia, racconta, come io l'ho sentito, l'ho conosciuto, come amava la moglie, cioè lui va a parlare dell'amore contro l'assassinio di sua figlia. È una rivoluzione e credo che noi scouti possiamo portare avanti questa cosa senza pensare di essere i più bravi, le più brave, senza pensare che siamo perfetti, senza pensare che le nostre comunità si entra solo se si è fedeli, sposati con il pedigree, tutti figli, tutti bravi, nessuno che fa cose pazze. No, le nostre comunità devono essere accoglienti prima di tutto nei nostri confronti, le nostre miserie, le nostre fragilità, le nostre differenze, anche quelle uomo-donna, che diventano la ricchezza e quindi il dono, perché per noi la ricchezza è dono. Grazie, scusate, sì, immagino. Grazie veramente di questo intervento. È chiaro che volevo sottolineare questo da parte mia, cioè personale. Non vogliamo con questo discorso, cioè con tutta la riflessione che ha fatto Grazia, non è stata una demonizzazione dell'uomo in sé, ma è fatta un'analisi da remoto per arrivare al giorno d'oggi. E ci sembrava che, parlando con Grazia, che ha un'esperienza decennale in questo campo, mettere in evidenza anche tutta la parte storica fosse importante per farci arrivare a fare una serie di riflessioni per l'oggi. Perché noi quando abbiamo mandato le domande a lei, dove lei si è costruita poi tutto, gli abbiamo proprio chiesto cosa potresti dirci, data la tua esperienza, per fare chiarezza anche in questo ambito dal punto di vista scout, e secondo te come possiamo porci davanti a questo decadimento? Perché è un decadimento sociale. Ci ritroviamo con tutta una serie di situazioni familiari, sociali, rispetto, mancanza di rispetto, che non è solo uomo-donna. Lei è partita dalla donna perché è tutta una conseguenza. Mi spiegava questo, perciò io, secondo me, ha come si dice, un fondamento, no? E volevamo un po' fare chiarezza in questo. Ci siamo riusciti, speriamo, ce l'abbiamo messa tutta, sì, Grazia ci ha affiancato, adesso tocca a voi. Adesso passiamo a delle domande, sicuramente ne avete perché qualcuno mi ha già, e anche degli interventi in proposito a quello che è stato detto prima e anche adesso. Perciò siate tranquilli, dite quello che pensate. Grazia è abituata a queste cose, non ha problemi di nessun tipo, neanch'io, neanche Giancarlo immagino. Perciò siamo liberi di dire ciò che sentiamo, che è importante, e condividerlo soprattutto. Perciò diamo il via alle condivisioni. Mi sembra che ci sia già qualcuno Io sono Lucia della comunità Treviso 2. Allora, sì, è stato tutto interessante, però devo dire che io mi aspettavo una cosa diversa. Mi aspettavo che venisse affrontato un po' di più cosa vuol dire, per esempio, essere un politico con gli occhi, vivere l'essere politico con gli occhi di donna o con gli occhi di uomo,
cosa vuol dire amare come le sorelle e i fratelli, senza omologarsi, senza fare questo, perché tante volte i problemi di relazione non sono del discorso del valore che ha l'altro, perché credo che ormai questo, se non altro da noi, ci sia, però tante volte le incomprensioni sono perché abbiamo modi diversi di pensare, di agire, eccetera. E quindi oggi ero venuta un po' con questa speranza di poter un po' capire di più i miei fratelli uomini. Intanto ringrazio, grazie per l'ultimo discorso che hai fatto sulla perfezione. Bellissimo, perché io sono, posso dirvi, imperfetta. E quello che volevo comunicarvi adesso non l'ho mai fatto in pubblico, l'ho fatto con la mia comunità e mi riferisco sulla violenza delle donne, perché io già da piccola ho subito degli abusi da adulti, anche da un sacerdote. Da grande ho visto un adulto abusare di una bambina, l'ho denunciato. Adesso trovo ancora adulti che usano linguaggi, atteggiamenti negativi nei miei confronti come donna. Però riguardo agli abusi, li ho vissuti naturalmente in modo traumatico, drammatico, e mi sono sentita per anni una donna sporca, che ha influito moltissimo sul mio essere, sul mio corpo, sul mio pormi non solo nei confronti dei maschi, uso questo termine, ma anche nei confronti delle donne. Non mi sono mai sentita bella, non mi sono mai sentita completa, e l'esperienza, tra le tante esperienze che sentiamo, le violenze c'erano anche una volta. Noi ci vergognavamo di dirlo, perché io per anni non ho detto niente a nessuno. I miei problemi sono emersi quando ho avuto un rapporto con l'uomo, anche con Italo, ma perché me li sono trascinati. E quando sento più la violenza ne soffro, anche oggi molte ragazze soffrono queste situazioni. Quelle volte che ho tentato di dire queste cose, alcuni amici miei sorridevano: solo a chi le succede queste cose, perché io sono estroversa, vado in giro, vado agli incontri, fa parte del mio carattere. E devo dire che lo scautismo mi ha aiutato tantissimo nel rapportarmi con tutti. E qua non faccio differenza fra uomini e donne, perché ho avuto la fortuna di avere un grande padre, perché mio padre era come CQT, uguale. Ho avuto un Italo lo stesso. Fortuna probabilmente, anche se me l'ho cercato un po' questa figura. E quello che volevo dire è che lo scautismo mi ha aiutato in questo mio percorso. E però ci sono ancora tante ragazze, quella sensazione di sporco, guardate, che mi è rimasta. Io ancora adesso mi sento imperfetta. Per me adesso non è facile, non lo dico proprio perché c'è questo argomento e mi sento in dovere di dirlo. E quello che voglio dire, lo scautismo mi ha aiutato nel rapportarmi con gli altri, non fare la differenza tra maschi e femmine, non è quello il concetto. Il
concetto è quello di amare, di porci sempre un atteggiamento di amore verso l'altro. E ti ringrazio per aver tirato fuori che nelle nostre comunità non dobbiamo vederci perfettini. Siamo regolarmente sposati, siamo tanti anni insieme, abbiamo figli perfetti, che hanno il loro lavoro, laureati, no. Io credo però che con i miei amici sappiamo nessuno è perfetto. Cerchiamo di accoglierci, ma non è facile. Ancora adesso, se mi permetto di dire la mia esperienza, tanti mi ridono addosso, mi ridono ancora addosso. Con la Chiesa, un brutto rapporto io ho avuto con la Chiesa per anni. Perché se io avessi detto da piccola, quel sacerdote mi ha abusato, chi mi avrebbe creduto? Se lo dicevo adesso, siccome è stato un grande sacerdote, ho chiesto io, chi mi crederebbe adesso? Nessuno. All'inizio della comunità Aria è stato veramente interessante l'argomento, anche per epilogare quelli che sono stati gli excursus dei giorni, alcune conquiste da parte delle donne. E sì, quello che mi ha fatto riflettere questa giornata è soprattutto il fatto che in quest'ultimo periodo tante conquiste si stanno mettendo in discussione. L'ultima, quella che doveva progredire, fare quella sul congedo parentale, è stata affossata da parte delle donne. E questo mi ne vergogno, perché, viva Dio, io poi sono un esempio, non sono perfetto perché purtroppo non ho, sono separato, quindi ammetto, diciamo, la mia fragilità. Ho fatto un percorso difficile e il movimento, spero che su determinate politiche o tematiche si esprima. Mi aspetterei che si esprima, si è espresso soprattutto sulla guerra, ma su quello che sta accadendo in Italia, sta succedendo sulla negazione dei diritti, soprattutto sul fatto anche che determinati giovani non negano, diciamo, la relazione con le ragazze, diciamo, è una cosa mia, non c'è più, cioè dove stiamo arrivando? Cioè, non c'è una promozione di una politica educativa nei confronti dei giovani. È questo che mi fa temere, diciamo, perché io la mia storia l'ho fatta, diciamo, a 62 anni. Ho dei figli grandi, per carità, però a che futuro gli lasciamo? Grazie. Venezia, Masci. No, io volevo fare una constatazione, tanto grazie per la relazione interessante, però voglio dire, ci sono noi cresciamo e agiamo in maniera in riferimento ai nostri valori culturali, eccetera, di formazione. Ecco, questi fondamenti culturali sono visti con occhi maschili, perché anche per esempio la nostra religione, il Salvatore è un maschio, la Trinità è tutta una relazione tra maschi e quindi ci sembra spontaneo quindi leggere tutta la cultura, la storia. Io non ho mai letto la storia al femminile, sempre personaggi maschili, famosi, Napoleone, eccetera, eccetera. E quindi per superare questi fondamenti, non so se il traguardo è possibile, bisogna veramente fare una rivoluzione che il femminismo non è sufficiente, insomma, è questa. Grazie.
Grazie perché hai toccato tantissimi punti che meriterebbero per davvero tutta una serie di riflessioni e incontri che io mi auguro poi che le nostre comunità sappiano in questo caso portare avanti, perché gli aspetti sono molti, perché la diversità fra il maschile e il femminile sostanzialmente apre a due temi. Uno è un tema di natura, cioè il nostro corpo, il mio corpo è diverso dal suo corpo. Il corpo del femminile generalmente è un corpo che a partire dall'atto sessuale viene penetrato, a partire dalla maternità è un corpo che accoglie e c'è il tema poi, sempre a partire dalla corporeità, oddio non guardate la mia adesso, però è indice di fragilità e quindi adibito magari a lavori molto diversi che anche quelli poi fanno la differenza. Oppure, restando sempre sul tema della sensibilità, ecco qua, maschile e femminile, viene relegato principalmente all'aspetto della cura, perché l'aspetto della cura è quello che principalmente è in mano al femminile, lo vediamo su tutti i nostri giorni. E quindi c'è un aspetto di natura, no? Che potrebbe essere mal interpretato e declinato in maniera un po', diciamo, diversa, ma poi c'è l'aspetto della cultura, che è quello fondamentale e importante, perché a partire dalla preistoria, no? Passando per il Novecento e andando a recuperare quelle donne meravigliose, la Merlin, vorrei sottolineare anche la Tina Anselmi, e tante altre che hanno fatto la storia dell'emancipazione femminile, hanno portato alla luce la tematica che le due diversità sono diversità ma sono complementarietà, cioè assieme le due generano, come no, maschile e femminile generano vita all'interno delle tradizioni, all'interno del mondo del lavoro, all'interno di qualsiasi situazione. Le due diversità sono complementari e generative e questo direi che è il passaggio importante e fondamentale. Perché tutta quell'emancipazione che è stata fatta e che è arrivata fino ai giorni nostri ha ancora, dal punto di vista culturale, tanta e tanta strada da fare che spetta a noi. Il tema dell'articolo 37 rispetto alla Costituzione è entrato in vigore nel 1948. Noi, ed era sostanzialmente relativo alla parità sullo stipendio salariale fra uomo e donna. Il 7 giugno del 2025, vuol dire fra qualche mese, noi dovremo, in qualche modo 26, scusa, recepire una normativa europea sulla trasparenza degli stipendi proprio che parte dalla parità di genere, no? Perché c'è disparità. Allora, è mancante di tutta una serie di decreti attuativi, peraltro, e cosa sta facendo la nostra legislazione nei vari anni dei decreti attuativi? Sta portando, giusto per capire quanta strada abbiamo ancora da fare, perché di fatto se applichiamo i contratti collettivi nazionali di lavoro non c'è nessunissima disparità, perché quella è la retribuzione di fatto prevista dei vari livelli. Dov'è che c'è la disparità? C'è sul fringe benefit, la disparità c'è principalmente sui super minimi, soprattutto su ruoli di dirigenza in questo caso, che fanno differenze importanti e fondamentali. Bene, i decreti attuativi della legge italiana stanno recependo questa normativa europea lasciando fuori tutta questa fetta, cioè che significa che non abbiamo capito niente, ok? Non servirebbe nemmeno far nulla. Primo aspetto, lavorativo. Secondo, politico, io vi rapporto come capogruppo di minoranza all'interno di una compagine che è quella che mi ha sostenuto, e io vi dico che ho grossi problemi nel relazionarmi con la parte di maggioranza, perché ritengo che c'è una fetta di persone all'interno di quelle frange, e sono tutti peraltro uomini, tanti uomini, tant'è vero che sono l'unica donna,
che credo non abbia ancora superato il rapporto tra maschile e femminile. E una donna che si impegna rimanendo donna, hai fatto un passaggio bellissimo prima, perché anche una donna che è all'interno del mondo della politica non deve assumere sembianze maschili, no? E farsi, come si suol dire, no, maschia, no? Deve portare la sua femminilità, la sua gentilezza, la sua cortesia, il suo modo di porsi. E questo fa poi la rivoluzione nel rapporto anche del consiglio politico. Ma per venire vi racconto la mia esperienza del Nasci, quanta strada noi abbiamo fatto del movimento nel rapporto tra maschile e femminile. Sono stata la prima donna a essere presidente di questo nostro movimento e ne sono stata tanto felice, ma vi assicuro che non è stata per me una strada molto facile. Nel 2013 ero a Bardonecchia, Maurizio e Chiara sono qua presenti, anche mio marito che era proprio lì in quel frangente dove è successo il fatto, loro hanno costruito tutto il percorso. La candidatura Veneto di Modin Sonia era una candidatura di provocazione, forse all'epoca, grazie, era nell'altra sponda, no? E della comunità di Bruno Magatti, grazie. La mia candidatura, la candidatura del Veneto, è una candidatura di provocazione per tutta una serie di eventi che erano capitati all'interno del movimento. Tant'è vero che sono arrivata a Bardonecchia, non ero in Consiglio nazionale, non ho neanche potuto partecipare ai lavori perché non ero delegata, sì che sono sempre stata sostanzialmente giù nella sala dove c'era questo grande schermo, peraltro non si vede manco niente e non si sentiva niente, sono stata solo al momento del voto. E prima di entrare appunto a far parte dei lavori della sala sono andata al bar del baretto, insomma prima di iniziare l'assemblea mi si avvicina un carissimo amico, una cara persona, forse qualcuno di voi l'ha conosciuto, Beppe Tilli, che mi avvicina e mi dice: Sonia, io ti voterei per quello che ti conosco, abbiamo fatto un'esperienza in Consiglio nazionale assieme, ma non ti posso votare per una sola cosa, perché sei donna. Ma non l'ha mica detto per scherzo, me l'ha detto per sul serio, cioè nella sua mentalità pensare che il movimento andasse in mano a un femminile per lui è una cosa inaccettabile. Io dico, da allora il nostro movimento ha fatto per davvero tanta strada, tant'è vero che questa ulteriore candidatura della Vilma Marechino è stata una candidatura che da questo punto di vista mi sembra sia stata molto favorevolmente accolta, anzi avevamo 2 donne presidente candidate alla presidenza. Questo per dirvi che questo effettivamente è il lavoro grosso da fare sull'aspetto culturale. Cioè l'educazione ai sentimenti, l'educazione all'affettività, che è tutto quel lavoro che sta facendo Cecchettin nelle scuole e che a mio avviso dovrebbe essere fatto fin dagli asili infantili fino a arrivare a più avanti, è un lavoro che se non viene fatto all'interno degli aspetti educativi dobbiamo prendersi cura noi, movimenti e associazioni che lavoriamo negli ambiti educativi e formativi. Grazie. Grazie, Paolo Venezia. Poi non voglio fare un discorso molto lungo, cito soltanto il 1909. Ok, 1909 è quella sfilata, i primi scout si trovano a Browns, che fanno nel 1906. Nel 1909 c'è quella prima sfilata che organizzano a Londra, di Londra, insomma, no? Vado in palestra, la sfilata, appunto a bocca aperta nella marea di scout, e cosa c'è in mezzo? Un gruppo di ragazze. Il padre Paolo cosa dice? E questi chi sono? Che ci fanno? Ci sono loro inventate di essere partecipanti uguali in qualche modo insieme, fare le stesse cose che facciamo noi. Qui sta già un bel discorso di parità e si sono presentate e lui è rimasto anche a bocca aperta. Adesso che faccio? Cosa potete fare? Non esiste, poi conto la storia, no? Questa è la storia. Tanto per dire che c'è questa voglia, c'è il femminile sa reagire alle cose. Però adesso passo un attimo a queste cose qui oggi per noi. Per me è molto importante l'articolo 4, di tutti i fratelli. Io l'ho vissuto, ci credo, l'ho fatto, nel mondo ASCI, nel mondo ACESCI,
Stiamo parlando di due mondi diversi, la seconda metà del Novecento era un mondo molto diverso. I patronati erano divisi in maschi e femmine, c'era il patronato maschile, la scuola era divisa maschio e femmine. Quindi sembrava che si andasse verso un orientamento di dire uniamo tutto, sono nati forse un po' di promiscuità senza progetti educativi alle spalle, che è stata perché adesso in teoria abbiamo molta promiscuità dappertutto, però i problemi ci sono forse peggio di prima, e questo lo viviamo. Da noi c'è sempre stato invece negli anni che nasceva la GESI, cosa nasceva di importante? I discorsi di coeducazione. Quanti convegni siamo andati sulla coeducazione per cercare di stare insieme maschi e femmine in un certo modo? Ecco, forse in una società di oggi manca proprio questo aspetto, educare con la coeducazione. Forse si guardano l'affettività, si cambiano i linguaggi, però è la coeducazione, la capacità di stare insieme. La GES ha fatto un grande passo importante per me, perché l'ho vissuto nella mia vita, quello di uomini e donne insieme, c'è la via via. Quello della via io l'ho vissuto e ci ho creduto veramente, quindi è la mia storia, la via via, ma non solo nel mondo scout, anche nel mondo del lavoro, insieme nel rispetto reciproco dalla collega che avevo anche sulla tavola a fianco, per l'impiegato. Quando nel dia a dia, quindi nel prendere queste decisioni insieme. Questo è tutto un processo, invece si prende molto spesso la scorciatoia di tutte queste cose, che ti porta a fare grande confusione, grandi problemi di realtà molto diverse che si vivono oggi, che ti insegna, che cosa ha detto quello lì. Proprio sedeva la mia, non capisco perché, è mia, non esiste nella mia testa, e spero che ognuno di noi dovrebbe fare questo cammino di riflessione se nella vita ha veramente costruito, e come questo stare insieme, e come si può continuare a sviluppare e portarlo avanti questo tipo di vita di rispetto reciproco. Poi anche se non si tra uomo e donna lo stesso problema del rispetto c'è comunque, non solo nella coppia, in ogni caso quando fai delle riunioni di quartieri, a tutti i livelli parrocchiali, il rispetto dell'altro, c'è l'ascolto. Scusa un attimo, se c'è qualcun altro purtroppo dobbiamo chiudere, altrimenti lei non riesce a rispondere, e poi ci portiamo al posto dove faremo il pranzo insieme. Grazie, ci stringe. Allora, il mio intervento sarà brevissimo. Prima cosa, ho sentito dire che il Signore è maschile. Assolutamente questo non è vero, perché il Signore, chi è che ha messo come prima persona importantissima nella sua vita? La Madonna. Nei confronti delle donne il Signore come è stato? Semplicemente splendido, perché tutte le persone di sesso femminile che ha incontrato nella sua vita il Signore le ha sempre portate in palmo di mano, anche con la poveretta che era stata lapidata da tutti quanti e che doveva essere lapidata. Come si è comportato il Signore? L'ha valorizzata al 100%, vai e non peccare. Quindi questa cosa io non l'accetto. Seconda cosa, io vorrei solo dire che io sono una persona degli anni 50, quindi posso dire di aver vissuto le coccinelle, le guide, eccetera, eccetera, però io mi sono sentita profondamente offesa da certi interventi che sono stati fatti oggi dalla dottoressa, che però ringrazio perché chiaramente ha detto anche delle cose molto, molto buone e molto belle, però io come donna mi sono sentita profondamente offesa. Bene, grazie per quello che ci ha portato oggi, ma soprattutto per aver portato una visione femminile, di averci provocato come maschi con una visione, e questo vuol dire rimarcare una diversità. Rimarcare una diversità è quello che così mi sembra di portare a casa, ma chiedo conferma, è che forse nel nostro pensare, anche se ci crediamo alla parità assoluta, no, di dignità, eccetera, eccetera, dovremmo fare anche uno sforzo in più, cioè di riconoscere anche la diversità. Io
credo che sia una cosa non facile perché ovviamente proveniamo tutti da un certo tipo di cultura, no? Patriarcale, se possiamo usare questo termine, e una cultura che porta, anche qua non so se sia corretto dire, anche una certa competizione tra maschio e femmina, tra uomo e donna, e qua forse c'è da lavorare per me come scout, proprio per tutti quei discorsi di contenuti che sono emersi dall'intervento. Io voglio soltanto aggiungere una cosa. Credo 7-8 anni fa abbiamo consegnato un documento a tutte le comunità d'Italia, no? Come Veneto, 7 anni fa, mi dice Monica, c'era la Monica come segretaria regionale, sulla diarchia, sul valore della diarchia nel MASCI. Allora, non nego che i miei impegni, diciamo, di servizio all'interno del movimento sono nati da questa provocazione. Mancava un maschietto in quella che era un'impostazione nel Veneto dei segretari che prevedevano la diarchia, e io ho, fra virgolette, obbedito in nome di questo valore che avevo conosciuto ma che non sapevo neanche nel MASCI che valore potesse avere. Facendo poi tutto un lavoro che serviva anche a noi a recuperare il significato di una diarchia all'interno così del MASCI, credo di poter avere conferma, se non sbaglio, del tuo intervento, dell'importanza, visto che l'aspetto peculiare, no, delle nostre comunità è l'educazione, è continuare, diciamo così, come adulti ad essere persone che sono in continua ricerca, no, per il compimento di se stessi, di ritrovarsi fino in fondo. L'importanza che ci sia anche nell'impostazione, diciamo, anche in quello che sono le cose molto semplici, il fatto che possa esserci due visioni diverse, o perlomeno, diciamo, due sensibilità diverse. Grazie. Basta, non possiamo concedere altre. Intanto vi ringrazio e parto dal fondo per arrivare poi alle prime. Parto quindi da Maurizio sul tema della competizione. Dov'è Maurizio? Eccolo qua. Cioè sulla diarchia gli ho detto tutto tu e ti ringrazio. Il tema della competizione è uno dei frutti, cioè quando ci sono appunto le rotture, i cambiamenti, che cosa può comportare il cambiamento? Da una parte questo eccesso di libertà che è andato a rompere i ruoli, le tradizioni. Da una parte, se ci configuriamo il patriarcato come un drago, è un drago ferito, non è ancora morto, e quindi con la coda ferita fa un po' di stragi. E tra l'altro qui anticipo una risposta, vado un po' qua e là rispetto a Maurizio, l'altro Maurizio, che parlava della messa in discussione delle conquiste, o anche altri hanno accennato alla politica fatta dalle donne, e qui uso uno slogan che può sembrare banale, ma non solo lo sapevamo in astratto, ma adesso l'abbiamo anche confermato in concreto. Ovviamente non basta essere una donna per fare la politica delle donne e per le donne. Non occorre fare esempi. Così come il patriarcato è sempre stato in piedi grazie alla nostra complicità, cioè senza la complicità o la sottomissione, o la complicità, dobbiamo anche noi avere il coraggio di fare autocritica, non stava in piedi i nostri piedi, se non c'è. E la competizione rientra tra questa frattura, perché se io per conquistare, usiamo questo termine che fa parte del linguaggio bellico e di un linguaggio maschile, il potere, è chiaro che metto in atto una dinamica competitiva. Se invece io parlo, per esempio, di riconoscimento di autorevolezza o di autorità che sta dietro, anche parlando dello scautismo, perché cosa sta dietro la nomina di un magistero? Non è la delega
politica, è un riconoscimento in quel momento di un'autorità maschile o femminile all'interno del gruppo a cui mi affido. L'autorità non si conquista, si riconosce, quindi non c'è una dinamica competitiva ma una dinamica di ascolto e di riconoscimento, e poi è circolare. Pensate, qui torno al tema anche della Chiesa, pensate che cosa vorrebbe dire parlare di una autorità circolare. C'è la mia amica canonista Donata Orac che lei dice, siccome si dice no, la piramide del clericalismo, bisogna rovesciare la piramide, lei dice no, non bisogna rovesciare la piramide, perché se rovesci la piramide c'è sempre qualcuno che sta sotto, e invece è proprio la piramide che va tolta, ma si deve pensare ad una tavola imbandita in cui c'è una circolarità anche dei ministeri. Poi vengo al discorso dell'abuso, adesso passo un po' di qua e di là. E invece ci tengo molto a dire a Vittoria, se vuoi possiamo mangiare insieme, trovarci da sole, così mi dici che cosa ti ho offeso, perché se ti ho offeso voglio chiederti scusa, ma lo facciamo guardandoci negli occhi, se sei d'accordo Vittoria. Benissimo. Così mi sembra una cosa bella che ci guardiamo negli occhi, se no parliamo a vuoto. Ecco, quello che tu hai detto, mi hai praticamente rubato la parola sul maschile di Dio. Dicevo a Vania che tutte le vostre domande, ma lo sapevamo già, sono tutte sollecitazioni sulla mia vita, perché un'altra parte di me stessa si occupa appunto di scrittura, di Bibbia, eccetera, e sul tema della mascolinità di Dio, di Gesù e della Chiesa c'è un dibattito gigantesco. Io ho fatto parte dei gruppi sulla sinodalità e mi sono occupata delle donne ovviamente, e noi abbiamo fatto documenti, proposte, eccetera, eccetera. È l'argomento, ma non solo. Allora, si usa la scusa del diaconato, del ministero ordinato, no, è presto, no, è tardi, per mettere tutto sotto il tappeto. Il tema non è solo quello, il tema è che siamo un pungolo, un problema, e se pensate che nella commissione, scusate questa parentesi, ma è meglio sapere le cose, che nella commissione che è andata a approvare il famoso documento che riguarda le donne all'interno delle commissioni sinodali, ci sono stati, erano 10 membri, 5 donne e 5 uomini. Il punto in cui si dice che il ministro ordinato deve essere un maschio per la mascolinità di Cristo, che è una cosa che nessuno vorrebbe vedere, è stato 5 voti a favore e 5 voti contrari, non 8 voti contrari e 2 a favore. E io alle mie amiche dico, non siamo mica sicuri che le 5 contrarie erano le donne. Può darsi che 4 donne fossero favorevoli e 6 maschi e 5, una contraria e 5, nel senso che questa complicità permane tantissimo all'interno della Chiesa, e quindi è un tema scottante, Vittoria, questo è fatto bene a reagire, io lo condivido, però qui Vania mi aveva già detto che se volevo potevo tornare un'altra volta, per questa è proprio una cosa a cui io tengo tantissimo e mi piacerebbe fare. E aggancio questo con l'abuso. Ringrazio tantissimo Giuliana della tua testimonianza. Questo tema è un tema che noi non vogliamo vedere. Ci sono delle cose che ci fanno troppo male, così come dopo migliaia di immagini su Gaza non vorremmo vederle più. Anche il tema degli abusi, che sta emergendo in maniera molto forte all'interno della Chiesa, è un tema scottantissimo, difficilissimo da affrontare, divisivo al massimo. Io mi sono, ahimè, occupata dell'abuso del clero, dei religiosi, quindi una cosa specifica nei confronti non solo delle donne, ma delle religiose.
quindi all'interno del dramma è una cosa specifica. Per me è stato difficilissimo leggere queste testimonianze, capire questo problema. Sì, cioè, sono cose di cui mi occupo da una vita intera, ma non immaginavo che fosse così grave la situazione. Ed è una cosa che ci fa troppo paura, perché va a mettere in discussione tutto, va a mettere in discussione il Ministero, altro che fragilità, perché un conto è la fragilità, io lo dico ai miei carissimi amici preti che stanno a discutere in questo momento, per fortuna, finalmente di queste cose, non chiamatela fragilità, è un reato, è un peccato grave. Poi non significa che io vado a lapidare l'abusante, cioè non invoco la pena di morte, ma bisogna chiamare le cose per nome, capire perché succede, quali sono le dinamiche, smascherare da una parte, diciamo, chi commette il reato e non fare terra bruciata, cara Giuliana, intorno a chi subisce in più, e non è solo, come detto, 50 anni fa, succede ancora oggi col senso di colpa. Beh, questo succede quasi sempre. Io mi sono occupata come avvocata per 38 anni di violenza contro le donne. La prima cosa che una donna che subisce violenza dice: cosa ho fatto, dove ho sbagliato, quando ho esagerato. E quindi figuriamoci nel discorso abusante. E non c'è solo un problema di minori, che è quello che ci fa venire i capelli dritti sulla testa, c'è anche un problema molto forte, dove il discorso del potere ed è la simmetria di potere, perché per esempio nei confronti delle religiose soprattutto sono i fondatori, i direttori spirituali, i confessori, e nei paesi poveri, più poveri, anche chi ha il potere di finanziare una comunità religiosa. Se io madre superiore, sto toccando un tasto e gli angeli mi fanno andare via la voce. O no gli angeli. Se io sono il finanziatore di una diocesi, una madre superiore mi dice: le mie sorelle, le mie consorelle mi hanno detto che sta succedendo questa cosa, e io ti dico non dire niente perché sennò non ti do più i fondi, senza che non è lui che abusa direttamente, ma non è una forma di abuso. E in questo dobbiamo dire che veramente Papa Francesco ha cercato, lo nomino perché sembra che non lo nomini più nessuno, perché Papa Francesco su questo ha fatto addirittura un motu proprio, che significa sono quelle leggi fatte da parte del Papa che assumono direttamente un potere legislativo senza bisogno di concili, sinodi, eccetera, su questo tema molto forte. Ce n'è di strada da fare, c'è un'omertà pazzesca, ma soprattutto non si legge questo aspetto come la punta dell'iceberg di qualcosa che va modificato all'interno della Chiesa. Mi avete invitata a nozze su questa cosa e quindi è un dramma molto forte. E vado un po' veloce, giustamente, vado un po' qui e un po' là. Lucia diceva: mi aspettavo qualcosa di più sul discorso della politica e sul discorso anche di come fare a capire meglio i miei fratelli. Sul discorso della politica, praticamente mi sto candidando a 2 convegni, uno sulla scrittura e uno su donne, politica, scautismo e politica, eccetera, che era un'altra cosa. L'abbiamo valutato, se parlare anche di questo abbiamo deciso. Hai ragione, ce ne sarebbe stato tanto da dire, soprattutto anche rispetto a questo tema potere, autorità e che cos'è la politica e che cos'è la democrazia, perché
tutto questo meccanismo, per esempio sul discorso della rappresentanza, cosa significa se io rappresento, vengo nominata, vengo eletta per che cosa? Per chi rappresento? Il potere che io conquisto è collegato ad un'autorevolezza mia. Insomma, mi dispiace, hai ragione Lucia, vorrei parlare un'altra ora, mi piacerebbe tanto, ma non riusciamo a farlo. Arriviamo al prossimo squero, che sono andata a vedere cosa voleva dire. Mi dice andiamo uno squero, io ho fatto finta di essere una donna colta, che sa tutto, una secchiona, poi sono andata su internet a vedere cos'era sto squero, pensavo fosse una località. E bisogna confessare le proprie fragilità, perché poi c'è un paese nel Veneto che si chiama Quero, e io dicevo c'è Quero, ci sarà anche Squero. Non lo dico per farvi ridere, proprio è successo così. E va bene, andiamo avanti su velocemente il tema della religione, l'ho già accennato. Cosa ho scritto qua? Asino di natura, chi non conosce la sua scrittura. Non lo so. E dunque poi c'è scritto, ah sì, cosa mia, c'è scritto, sembra che avevo scritto cosa mia latte, invece è cosa mia e lotte, cioè questo fatto dei ragazzi e delle ragazze a cui noi teniamo, non solo perché siamo genitori, zii, nonni, ma anche per lo scautismo. C'è comunque una sorta di responsabilità dello scautismo, anche se sono due cose autonome, anche se Gessi dice noi siamo una cosa, noi siamo una, ma c'è questo tema della trasmissione, della generatività, come dicevi anche tu Sonia, cioè di questo aspetto generativo. Questo fatto qualcuno, ed era un po' la critica che ti avevo fatto Vania sulla domanda che mi avevi fatto, dice di questo decadimento. Stiamo attenti e attente a vi ricordate, non so se anche voi lo facevate, nei vari scautismi si cantavano il maledire questo nostro tempo, ve lo ricordate? Non maledire questo nostro tempo. E non maledire questo nostro tempo significa vedere il lato oscuro, quindi il decadimento, ma vedere i germi di positività. Allora queste ragazze e questi ragazzi vivono in questo mondo così e tu dicevi dicono è cosa mia, chi era che ha detto cosa mia? Maurizio? Ah, tu vero? Cioè non me lo sono sognato, però quando hai detto cosa mia mi è venuto subito in mente, adesso spero che non leggiate queste mie risposte come cabaret a cui io tendo comunque, mi devo trattenere, mi è venuto in mente Riccardo Cocciante. Tu dici cosa c'entra? Margherita, che Castelli, di Vernici, quanto ci abbiamo, non solo piatto, ma anche insomma una bella roba romantica, quindi puoi fare tante cose belle sentendo Margherita. Ma Margherita finisce con quel grido, adesso non voglio fare esibizioni di canto, ero cicala, Margherita adesso è mia, ma non dice Margherita adesso è mia, Margherita adesso è mia. Allora, questo perché lo dico? Perché questo discorso Margherita è mia, non è che lo dicono i ragazzi adesso, cioè questa è proprio una modalità, la dimensione del possesso nella relazione, e in questo non c'è differenza di genere, dobbiamo avere il coraggio di dirlo, io che tendo anche un po', cioè è proprio forte, è un rischio, uno degli elementi su cui lavorare in un'educazione permanente, anche di tipo affettivo, che poi deriva dalla paura di rimanere da soli, cioè nelle scuole quando io, fino a che non me lo proibiscono, continuo ad andare a parlare, non so, cosa parla la violenza domestica e prostituzione, di fatto faccio educazione affettiva, 5 minuti sul tema generale e poi mi introduco, perché guai se dici che vai a fare l'educazione affettiva, guarda, chi sei, cosa fai, chi te lo dice, chi ti
dei genitori che dicono ma poi è una femminista, oddio cosa va a fare? Può essere di sinistra, quelli di CL dicono di no, un macello. Invece tu vai, titolo ufficiale, io poi faccio l'avvocata, parlo di diritto e vado avanti. Le ragazze e ragazze a scuola, quando affronti queste tematiche, scusate se faccio questo esempio, in una scuola devo andare a parlare della violenza domestica e le professoresse di religione, meno male che molte fanno un lavoro molto serio e importante, anche sanando dei vuoti che nelle altre materie non ci sono. Per esempio io vado molto volentieri in istituti tecnici, professionali, gli alberghieri, perché fanno poca materie umanistiche, quindi grazie a quello riesci a... hanno detto guardi però avvocato, ci manca, abbiamo fatto, la Prez, la dirigente, ha voluto fare un sondaggio, l'ha affidato a un'agenzia di quelle che fanno i sondaggi e hanno fatto delle domande così assurde che noi siamo rimaste, però abbiamo visto i risultati, quindi se lei volesse dire qualcosa mandatemeli. Io ho cambiato tutta la relazione che avevo preparato. Le domande erano vuoi lasci andare la tua ragazza da sola in gita? Chiedi il permesso al tuo ragazzo di uscire da sola con le amiche? Ai maschi lasci andare, la ragazza chiede il permesso e via, segui di più. Alzi la voce con la tua ragazza, le dai della puntini. Ragazzo, tu accetti di avere rapporti sessuali anche se non sei troppo convinta, perché questo è uno dei temi, no? Io, scusate se uso il loro linguaggio, alle ragazze dice io gliela do perché se no c'è un'altra. Puntini, nel sondaggio, un altro sondaggio che abbiamo fatto, sulla domanda secondo te tutte le ragazze sono, scusate se lo dico, troie? 7 ragazzi, 7 ragazze, 7 maschi, tutti troie. Le ragazze 5 sì, 7 troie e 2 no, perché c'è la rivalità, io non gliela do, arriva la troia di turno che quindi meglio che la do io. Quando tu affronti questa cosa seriamente, il motivo è detto, perché ho paura di perderlo. Il paura di perderlo, che dicono i ragazzi e le ragazze, è inutile che facciamo finta, ce l'abbiamo anche noi, adulti. Quindi, pensando alle ragazze, ai ragazzi, cioè è tutta questa ossessione, la paura della solitudine. Se non ho un ragazzo adesso, rimarrò sola per tutta la vita. Tutte le compagne hanno un ragazzo. Noi, pure noi un po' ce l'avevamo, però c'erano le mamme, almeno la mia, che ci proibiva. Mia mamma mi ha tolto dal noviziato perché vedeva il pericolo. 2 pericoli. Il fatto che fossero quasi tutti del manifesto e il fatto che c'erano troppi ragazzi che mi giravano intorno, poi la carriera erano ai tempi, adesso le cose sono diverse. E comunque questo per dire che quella cosa mia ci ha attraversato sempre, ci attraversa sempre una cosa su cui lavorare. L'ultimissima cosa, perché vedo che è tardi, natura, corpo, che si lega un po' a questo che hai detto tu Sonia, e tu hai usato anche delle metafore. Un pezzo che ho saltato delle mie slide era quello sul corpo, il corpo delle donne e il corpo dei uomini. Qui c'è tutto il tema grosso che non è lontano da quello della Chiesa, che non è lontano dalla differenza uomo-donna, che è una rivisitazione dopo la cosiddetta libertà sessuale della sessualità maschile e della sessualità femminile. Questo è una delle cose che ha rivoluzionato maggiormente, perché ha sottratto non solo per il controllo delle nascite, ma questa disponibilità è una cosa che
che mette in campo tutto. Continuiamo a non volere l'educazione sessuale, che comunque non sono una per dire facciamo l'educazione sessuale, calma, chi la fa, come viene impostata, cioè non è una roba che si deve fare così superficialmente, è diversa dall'educazione affettiva, sono legate ma sono diverse. I ragazzi oggi la loro educazione sessuale ce l'hanno con la pornografia, che è un discorso grosso, cioè non è che i giornaletti pornografici non c'erano anche ai nostri tempi. Io ho fatto liceo scientifico, 6 ragazze e 21 maschi ne abbiamo subiti di giornaletti sotto i banchi, ma è molto diverso il giornaletto dalla pornografia, dalla visione pornografica, dall'accessibilità che c'è di queste cose. Non dimentichiamo che i ragazzi di Palermo che hanno violentato di gruppo la ragazzina di 12 anni nel verbale di interrogatorio davanti al giudice istruttore, che diceva: ma scusate, avete ripreso il video? Nel video si vede la ragazza che grida, che dice no. La risposta unanime, sentiti separatamente, era esattamente quel no, come il video che avevamo visto insieme la settimana scorsa di questo stupro di gruppo pornografico con la ragazza che diceva no, e nel film era visto come un consenso, un'eccitazione, uno stare al gioco che consentiva quindi la violenza. Hanno risposto tutti così, e quindi questo è un altro grosso tema, perché se noi lasciamo ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze, perché l'accesso alla pornografia è anche femminile, non è solo maschile, l'educazione alla sessualità, è chiaro che poi i risultati dopo finiscono in cell e a fare i siti e quindi è il tema della prostituzione delle ragazze, che in cambio mi fai la ricarica del cellulare e poi non vi scandalizzate se sto in internet, ti faccio un pompino che mi fa la ricarica del cellulare. Questa cosa qua è una cosa seria che noi dobbiamo prendere in considerazione, ma non per dire, scusami se sono provocatoria, che stiamo decadendo, ma per dire la forma che prima assumeva certi significati o che era protetta dal fatto che comunque di certe cose non bisognava parlare, l'incesto che c'era nelle nostre campagne, anche in quelle non parli, immagino anche quelle dedite, non si doveva discutere, gli abusi non si dovevano trattare allora, e adesso, perché allora c'era questo decadimento, adesso assume delle forme maggiori, più conosciute e di maggiore visibilità. Vi concludo dicendo cosa ho fatto ieri mattina. Ieri mattina a Trento ho incontrato queste studentesse con cui abbiamo fatto un lavoro di 1 anno e mezzo con un amico di Trento, quello che mi ha accompagnato, con il quale per tanti anni abbiamo fatto questo esperimento in cui troviamo dei gruppi di giovani studenti con degli insegnanti che sono d'accordo. Questa cosa prima la facevamo in presenza, adesso è tutto online. Su alcuni temi intervistiamo delle persone adulte, i ragazzi stupidi, per esempio abbiamo fatto sugli anni di piombo, poi abbiamo intervistato i familiari delle vittime, abbiamo pubblicato 2 libri, nell'anniversario di Falcone Borsellino l'abbiamo fatto con la mafia, e l'anno scorso, un anno e mezzo fa, abbiamo iniziato questo percorso sulla speranza. Tra l'altro tutti noi cattolici praticanti abbiamo pensato alla speranza senza sapere che il giubileo sarebbe stato quello della speranza. Ce ne siamo accorti, tutti hanno detto che bravi, stanno facendo la cosa del giubileo, l'abbiamo scoperto dopo, però abbiamo fatto la nostra bella figura e abbiamo lavorato, perché ci sono queste ragazze e questi ragazzi, non solo nello scout, molti sono scout ma anche extra. Praticamente per 1 anno e 4 mesi, salvo l'estate, tutte le domeniche sera, quindi io per 1 anno sapevo cosa fare la domenica sera, quindi niente cinema, niente, dalle 8 a mezzanotte, il lavoro è
loro studiano il personaggio, i grandi trovano il personaggio, la persona. Studiano, leggono, si preparano le loro domande. Noi intervistiamo la persona senza dirgli le domande, voi vedete gli adulti agitati, cosa mi chiederanno, cosa farò, anche persone famose, e poi adesso stiamo pubblicando questo libro. Voi dovete vedere l'entusiasmo di queste ragazze, di questi ragazzi per questo libro, tutte le domeniche sere, 25, 30, 50, per ascoltare, per fare domande, poi sono diventati bravi, esperti. Questo dobbiamo vedere con i nostri occhi e coltivare, andare a ascoltare e fidarsi. Noi siamo una generazione di adulti che non si fida dei ragazzi e delle ragazze, non si fida. Perché? Come non si fidavano tantamente di noi, perché sono diversi da noi. Parlano un'altra lingua, però vogliono amare, vogliono essere amati, non vogliono essere da soli, vogliono un mondo di bene soli, le stesse cose che vogliamo noi, basta sapercelo dire e comunicare. Grazie. Noi dobbiamo da qui partire e camminare insieme. Scusa, mi sono dimenticata, lei ha detto non volevamo demonizzare gli uomini, sei partita così. E secondo me il fatto che tu abbia sentito la necessità di dirlo mi mette un po' in discussione. Ti ringrazio. Ah però, pensavo il contrario, scusate. No, io direi che noi come adulti scout, attraverso queste parole e i discorsi che sono usciti, le nostre considerazioni uscite, dobbiamo veramente camminare insieme, creare una cultura dell'incontro nel rispetto di ognuno. Richiamo, c'è sul libretto questo pensiero di Papa Francesco: la donna del popolo di Dio è figlia, sorella e madre. Come io, uomo, sono figlio, fratello e padre. Questo ce lo auguriamo e dobbiamo essere testimoni. L'abbiamo lasciato detto anche i ragazzi della GESH in una delle assemblee regionali che siamo stati presenti, che noi abbiamo una marcia in più, siamo scout, crediamo in quel famoso articolo 4 che siamo fratelli e sorelle di tutti. Perciò abbiamo la possibilità di fare la differenza, facciamo, e gliel'abbiamo detto anche a loro, insieme possiamo farlo. Grazie. Grazie dell'attenzione, è stata fantastica.